Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e ben ritrovati al TG di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con il sussidiario.tv. Di oggi, venerdì 31 luglio 2026. A Ceuta il confine europeo cede sotto migliaia di ingressi, mentre si contano almeno 16 morti. Madrid mobilita l'esercito e Roma valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Da Gaza arriva l'annuncio di Trump sul disarmo completo di Hamas, ma il ritiro israeliano scatterebbe soltanto dopo la consegna delle armi. In Italia il Senato approva con la fiducia il decreto giustizia migranti. Ora la corsa passa alla Camera, con la scadenza dell'11 agosto. Sui Notav la Digos indaga su riunioni e preparazione degli assalti ai cantieri. Mattarella bolla quella violenza come inammissibile. Il PNRR mette a bilancio 416 obiettivi raggiunti su 575,5 milioni di progetti conclusi. Infine, il GIP riconosce la legittima difesa all'imprenditore che rispose al fuoco dei rapinatori entrati in casa, archiviando omicidio e lesioni. Queste le notizie. Migranti. Ceuta scuote Schengen. Entrano in migliaia, almeno 16 morti. A Ceuta il confine d'Europa è stato travolto. Migliaia di persone hanno raggiunto l'enclave spagnola. Nelle ultime 24 ore sono stati recuperati almeno 16 corpi. Madrid mobilita l'esercito. Meloni valuta di sospendere Schengen con la Spagna. La Lega aveva già chiesto una risposta netta. Madrid convoca l'ambasciatore italiano. Il dramma umano impone rispetto. Il collasso della frontiera impone governo. L'Europa che non presidia i confini lascia soli i territori e consegna vite ai trafficanti. Hamas verso il disarmo? Trump annuncia l'intesa per Gaza. Il disarmo di Hamas entra nell'accordo, non ancora nella realtà. Trump annuncia l'intesa per la consegna completa delle armi. Responsabili di Hamas confermano, ma legano ogni passo al ritiro israeliano e alla ricostruzione. La sequenza è decisiva. Soltanto dopo il disarmo Israele si ritirerebbe, mentre una forza internazionale affiancherebbe una nuova polizia palestinese. La seconda fase sarà discussa al Cairo. Un comunicato e una tregua armata non bastano. Pace significa impedire a chi ha usato il terrorismo di ricominciare. Giustizia ai migranti, fiducia al Senato. Il decreto passa ora alla Camera. 92 sì e 63 no. Il Senato rinnova la fiducia al governo sul decreto giustizia migranti. Non è ancora legge, passa alla Camera e scade l'11 agosto. Interviene su esame da avvocato, asilo, rimpatri e frontiere. Per i richiedenti protezione, il divieto di lavorare sale da 60 a 90 giorni. Decadono oltre 400 emendamenti, comprese le proposte della Lega sui permessi di soggiorno a punti e sui ricongiungimenti. La Camera non nasconda il merito dietro il calendario. No TAV, caccia alla regia. Indagini sugli assalti ai cantieri. Molotov, bombe carta e razzi contro cantieri e agenti non sono dissenso. La Digos indaga sulla preparazione degli assalti del 25 luglio alla Torino-Lione. Nell'ordinanza cautelare, il GIP indica l'obiettivo di arrecare più danni possibili. Gli investigatori ipotizzano una regia riconducibile ad Ascatasuna. È un'ipotesi, non una sentenza. Mattarella ha definito quei fatti inammissibili e chiesto condanne senza esitazioni. Chi attacca lavoratori, opere e divise ha oltrepassato il confine della protesta. PNRR. 416 obiettivi raggiunti. 500.000 di progetti chiusi. Sul PNRR parlano i numeri e il fallimento annunciato non si vede. Al 1 luglio l'Italia registra 500.000 di progetti conclusi, quasi 169.000 in corso e 416 obiettivi centrati su 575. Oltre il 72% contro il 57,9% europeo. Incassati quasi 166 miliardi. Non è il traguardo. I progetti aperti concentrano il 76,3% delle risorse e la rendicontazione scade il 31 agosto.
Ora ogni euro diventi un'opera. Spari in casa. Fu legittima difesa. Archiviate accuse di omicidio e lesioni. Gli spararono durante la fuga, lui rispose. Per il GIP fu legittima difesa domiciliare. Il Tribunale di Vallo della Lucania archivia omicidio e lesioni contro Aurelio Valiante. Le perizie confermano che i rapinatori avevano sottratto una pistola e sparato verso il proprietario, che reagì con un fucile. Resta l'accusa separata di occultamento del cadavere. La Lega Salernitana saluta l'archiviazione come riconoscimento del diritto a difendersi. Non è licenza di farsi giustizia, è il confine tracciato dal giudice tra aggressione e reazione necessaria. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Riconoscimento facciale e diritti. Mangiameli, i limiti del decreto. Lo Stato deve poter riconoscere un terrorista, trovare una persona scomparsa e individuare chi devasta una piazza. Ma uno strumento potente resta credibile soltanto se la legge dice chi può usarlo e sotto quale controllo. È la tensione affrontata dal costituzionalista Stelio Mangiameli nell'intervista di Lorenzo Torrisi pubblicata oggi da ilsussidiario.net sul decreto di recepimento dell'AI Act. L'articolo 10 consente, in aree interessate da esigenze di ordine pubblico, di estrarre preventivamente dati biometrici, conservarli per 7 giorni e usarli dopo un reato. Mangiameli richiama necessità, proporzionalità e minimizzazione. Un conto è acquisire un filmato dopo il fatto, un altro trasformare subito i volti di tutti in identificatori. Il garante non ha bocciato l'impianto, ma chiede elaborazione soltanto ex post per esigenze specifiche e nessuna decisione negativa fondata solo sul risultato automatico. L'articolo 8 riguarda l'uso in tempo reale in urgenze come minacce terroristiche o ricerca di scomparsi. Il costituzionalista distingue privacy e garanzie processuali. Il garante non autorizza la singola operazione, ma resta la domanda sull'intervento del giudice quando basta una comunicazione, anche orale, al pubblico ministero. Non è dimostrato che il testo corretto produca un abuso. È però giusto chiudere le falle prima, non dopo. Sicurezza e libertà non sono nemiche. Una tecnologia efficace e controllata rende più forte lo Stato e più liberi i cittadini. Macchine UE servono regole certe. UCIMU chiede 12 mesi in più. Automobili, dispositivi medici, energia, difesa e semiconduttori nascono anche dalle macchine utensili. Una norma europea apparentemente tecnica arriva quindi su investimenti, lavoro e autonomia industriale. Dal 20 gennaio 2027 si applicherà il regolamento macchine, aggiornato per software, intelligenza artificiale e cybersicurezza. L'obiettivo è necessario. Il problema, spiega il presidente di UCIMU Riccardo Rosa nell'intervista pubblicata oggi da ilsussidiario.net, è arrivarci con criteri comuni. Molte norme armonizzate e una guida applicativa completa non sono pronte. Senza quei riferimenti, la stessa macchina può ricevere letture diverse da paese a paese, più documenti, contestazioni e costi. Per una grande impresa è un peso, per una piccola o media azienda può fermare un investimento. E la marcatura CE perde autorevolezza se produttori e autorità non misurano la conformità con lo stesso metro. UCIMU chiede 12 mesi in più, non un rinvio in bianco. Tempo vincolato a norme tecniche, guida ufficiale, coordinamento con il Cyber Resilience Act e tappe verificabili. Rosa aggiunge un punto politico. L'Europa non può imporre standard elevati ai propri produttori e tollerare macchine extraeuropee non conformi. Sicurezza significa regole chiare e controlli uguali per tutti. Il PNRR può finanziare innovazione, una burocrazia incerta può rallentarla. La proroga non è resa. Se legata a risultati, fa partire bene una riforma utile, invece di trasformarla nell'ennesimo costo competitivo. E con questo si conclude anche il TG di Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv di oggi, 31 luglio 2026. Grazie di averci seguito e state con noi. Gli aggiornamenti proseguono sui nostri canali anche nel fine settimana. L'appuntamento per una nuova edizione è per lunedì,
sempre alla stessa ora e sempre sulle frequenze di Radio Libertà. Buon fine settimana. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà.